a lungo ho scorso tra di voi sguardi stanchi, lì tra la nebbia e la noia, tra le nubi dell'incoscienza. Lì vi ho visti guardare mentre fate le vostre vasche cittadine in modo canesco, politicanti, giovani, vessanti dall'inconsapevole loro incapacità di cangiare l'incangiabile. Quante volte girando avete detto: oh, niente di nuovo vi ho fatto, oh, niente di bello vi ho visto, ah, niente di interessante vi ho sentito. E allora ho pensato e ho pensato cosa fare, e sono andato a ripescare ciò che è stato dimenticato ma a molti conosciuto. Giungo a voi a mutare dei tempi e dei desideri. Quando la neve è calata sui prati e l'odore di pasta zuccherata inebria le nostre strade, così amanti del carnevale. Mi presento! Io sono Charles Leclerc, d'Aristano, regista e capocomico della compagnia itinerante Cainotomia delle Ombre. Ed è appunto oggi che voglio raccontarvi delle maschere, delle che avete dimenticato, che conoscete, perché è troppo a lungo in queste strade, così amanti del carnevale, non si è sentito parlare di Pulcinella, Colombina, Brighella, Arlecchino. Quanti di voi conoscono Arlecchino? Tu, bambino. Sì, bravo. E invece forse non lo conosci davvero, ma oggi ne saprete un po'. E quindi eccoci a raccontarvi la nostra storia. Ma perché sono sempre lì che porto il borsone del cereale? E perché? E chi l'ha portato ieri, scusa? Io! Sì, ma chi che t'ha detto ieri, Che domani l'avresti portato tu. Ah, appunto! Oggi lo porti te, domani lo porto io! E cosa state facendo? Non vedete che abbiamo il nostro pubblico? Scusate. Ma noi siamo bravi anche a fare altro, sai? A fare altre cose. E noi siamo bravi a far ridere. Noi siamo bravi a far ridere. A far ridere. Non è che dobbiamo, guarda lei, com'è brava, come ride, guarda, lei pronta a ridere, lui, loro, tutti ridendo, guarda. Non è che possiamo fare sempre i soliti lazzi, le solite battute, le solite cascate. Ma questo è il nostro compito. Noi maschere siamo fatte così e questo dovremo fare. Non possiamo fare altro. Veramente io potrei fare un bravissimo Shakespeare. Tu. Ora l'inverno del nostro malcontento si è trasformato in gloriosa estate sotto questo sole di York. Ma fammi piacere! Queste cose noi non le facciamo, ok? Potrei farle, semmai ci sarà un voto scenico. E adesso prendi il borsone e vai, forza! Vai a preparare la scena, che c'è gente qui. Salve!
essere stato dimenticato. Io sono Arlecchino e sono il più matto tra tutti i matti. E si sa che chi è il re tra i matti vive coi vestiti sfatti. Ma forse voi mi conoscete di più per i miei insulsi costumi privi di significato e dei colori ben delineati. La verità è che queste sono toppe che come cicatrici hanno le loro storie, che siano esse divertenti o no. E da queste storie è stata tratta l'ispirazione per innumerevoli personaggi della tradizione letteraria e cinematografica. Perché io sono vecchio quanto l'arte dell'uomo, sono nato tra le pietre degli antichi teatri greci, ho danzato con le donzelle etrusche nei salotti romani e sono stato definito dal sommo poeta il diavolo. Sì, perché in fondo io sono solo colui che sulle scene vuole indurre e piene di peccati, avvolgendo le sue tentazioni coi colori del paradiso. Ma voi ora vi starete chiedendo perché io sia io. E la risposta è che lo sono per far sapere a voi chi siete in realtà. Io sono il giullare della vostra vita, sono quell'elemento che serve a rendere un'avventura avvincente, che sia essa comica, tragica o drammatica. Io sono il riso. Io sono il terrore! Io sono chiunque e sono niente. Ora farò un sinistro scherzetto. Metterò questo peperoncino sopra questo fatto frittone. Quando qualcuno se lo mangerà, vedrete quello che succederà. Ciao, ti piacciono i fatti fritti? Certo. Non lo so per un caffè mano. Bravo, porto un po' di vernaccia. Certo, non lo so, poi che metta anche un po' di musica. Bravo, metti su un po' di musica. E dico dico, e dico dico, ta, e dico dico, dico 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 ta, e dico dico ti, e dico dico ta, e dico 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 ta. Ma vai, preparati, imbecille, sei Scusate, i miei attori, sapete come sono? Ma adesso torniamo a noi. Eccoci a raccontarvi la nostra storia, la storia delle maschere. Ma prima voglio che pensiate bene ai nostri personaggi. Vi ho presentato Brighella, vi ho presentato Arlecchino, ma ce n'è una che è sempre molto particolare, attraente direi. Colombina! Colombina! Ma forse, ho sentito parlare di musica.
c'è già il pubblico. Ci sono ancora 3 scenette da provare, perché Arlecchino e Brighella le sbagliano sempre. Ma certo. Ah, quindi pelandroni. E tu invece sei pronta almeno? Ma perché non rispondi? Tu che m'hai fatto? Tu mi hai chiesto. Mi hai detto che devo aspettare 10 secondi prima di parlare. Ora, tu che mi hai fatto 2 domande, quindi mi devo aspettare 20 secondi. Mi sono sveglia, sai? Acutissima. Ma dimmi, sei pronta, cara? Ma certo che sono pronta. Io sono una grande attrice. Ho recitato a Londra, a Parigi, a Venezia, a Costantinopoli. Certo, ma sempre dal banco di riscambio. Sì, vabbè. Ma sono stata talmente brava che è come se ci fossi stata davvero. Ah, modesta. Sì, lo so. Ok. Va, chiama quei due, forza, forza, prepariamoci, prepariamoci. Forza. La Scena. la scena. Ma certo che te inizia sempre a lamentare. Senti me, facciamo le mirabolanti tecniche del maestro Shaolin. Sputa qui!